Vi ricordo che potete seguire Aquile Libere tutti i martedì sera, subito dopo il telegiornale serale di Telepordenone in questa emittente, canale 15 del digitale terrestre. In questa rubrica, promossa dal Movimento Aquile del Friul, tratteremo argomenti di natura politica, di Friuli, di territorio, di cultura e perché no del sociale della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Bentornati cari amici Aquile Libere. Questa sera abbiamo come ospite Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia di Stato. Grazie intanto per averci raggiunto. Grazie a voi. Io volevo iniziare con lei Padrone proporre una domanda significativa. In questi ultimi anni in regione la percezione della sicurezza da parte del cittadino è sempre bassa, non si è mai elevata purtroppo minimamente. Quello che volevo chiederle è questo, siccome probabilmente la percezione della sicurezza è direttamente proporzionale anche alla presenza di componenti effettivi sul territorio, sul campo delle forze dell'ordine, quali polizia, carabinieri, ma anche la polizia locale. Lei ritiene che ad oggi il numero di effettivi sul territorio sia sufficiente o vada fatto qualcosa per migliorare i numeri? Le risponderei facilmente dicendole no, però è giusto dare ai telespettatori anche la motivazione di questa no. La motivazione è questa, è facile: le questure della regione sono questure di arrivo di colleghi, significa che uno arriva a Trieste, arriva a Pordenone, arriva a Gorizia, arriva a Udine, dopo tanti anni di servizio fatto, espletato in altre città d'Italia, e ci arriva perché, esistendo una gradatoria, magari questa persona, questo collega si è sposato e invecchiando già nella città, magari a Milano, a Roma, a Napoli, riesce a avvicinarsi a casa. Magari quello di Codroipo, il collega che risiede a Codroipo ha la questura di Pordenone, insomma vengono sparpagliate così, però il problema principale è questo, cioè sono tutte città, tutte questure dove uno arriva dopo determinati anni di servizi svolti fuori, da 10 a 18 a 20 anni, quindi se facciamo un calcolo matematico la persona che arriva in queste città è già vecchio. Questo è il problema. Adesso con l'anno scorso, se vi ricordate, c'è stata un'infarinatura per alcune città. Noi a Pordenone, ad esempio, dopo eravamo la prima città più anziana d'Italia come età diciamo dei nostri colleghi. Poi c'era Udine e poi c'era Rieti. Ecco, queste tre città sono state rimpiazzate. Nella normale attività annuale qualcuno può arrivare, ma i movimenti vengono dettati dalle uscite dei corsi. Se non ci sono soldi per instaurare un bando di concorso, significa che in nessuna città arriva nessuno. Se facessero un concorso oggi sicuramente non si ricorderebbero del Friuli Venezia Giulia, perché loro cosa dicono? Noi il programma l'abbiamo fatto per i 3 anni, vi abbiamo dato l'anno scorso degli uomini a Pordenone, degli uomini a Udine, a Gorizia e a Trieste. Quindi è questa la grave situazione del Friuli Venezia Giulia, e quindi arrivando delle persone in queste città arrivano, ripeto, già anziane, già persone che hanno oltre 20 anni di servizio e che l'età anagrafica chiaramente non li aiuta. Lei deve pensare che noi facciamo dei servizi articolati H24, significa che fai la notte, fai la mattina, fai la sera, il pomeriggio, e far la notte a 50 anni comincia a essere difficile, pesante. E soprattutto il delinquente è sempre uno che ha 22 anni, il poliziotto il prossimo anno ne ha 23, poi ne ha 24, ne ha 25, e invece il delinquente ha sempre 22 anni. Collegato a questo, la Regione potrebbe indire dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale all'interno della Regione, come va ormai dalla sua fondazione dicendo e sostenendo Aquile dal Friul? Ma guardi, io devo incontrare, mi auguro molto presto, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federiga. L'ho incontrato ieri per altre cose, però
non c'erano le situazioni per poter discutere di questo. Io vorrei farmi carico di questa richiesta. Fu fatta nell'82 per l'esattezza, fu fatto un concorso a bando regionale di 2000 uomini. Beh, guardate che se potessimo riuscire a trovare le risorse economiche per fare oggi come oggi in Friuli un bando di concorso di 2000 uomini, io credo insomma che avremo io per la pubblicità, ma la regione Friuli-Venezia Giulia farebbe chiaramente un bingo, perché sarebbe una cosa surreale. Io credo che tutte le città, perché vede, hanno questo problema, perché vede, solo in polizia mancano 23.000 uomini, quindi tutti dovrebbero fare i concorsi regionali. Allora, noi lo possiamo fare magari a statuto regionale, possiamo fare questo bando sicuramente, ma dovrebbe essere il nostro organo principale, l'organo esecutivo a dare l'ok, la finanziaria dovrebbe trovare i soldi per fare almeno 2 concorsi l'anno, perché le faccio un esempio, che se venisse indetto un bando di concorso oggi per 1000-2000 uomini, bene, facendolo oggi lei dovrà contare almeno 2 anni e mezzo per avere queste persone sul territorio, perché ci vuole il bando di concorso, ci vogliono le presentazioni, devono fare le selezioni, noi dobbiamo fare prima gli accertamenti, quindi le selezioni, chiamare queste persone, fare le prove scritte, fare le prove orali, fare le visite mediche, correggere i compiti e mandare queste persone, i selezionati, al corso che dura 6 mesi. Noi avremo le persone fra 2 anni e mezzo, e questo è il grave problema. Non è che se trovi i soldi oggi, allora facciamo il concorso, dai che bello, domani si parte in polizia. Non è così. Certo. Parlando di attività tecniche, come stanno procedendo le attività di indagine? Un giudizio generale o specifico, insomma, da parte sua? Beh, guardi, in tutta la regione, cioè io parlo del Friuli Venezia Giulia, certo, ma dovrei dire in tutta Italia, anzi i colleghi che da fuori guarderanno la trasmissione non ne abbiano, ma stiamo parlando del Friuli Venezia Giulia. Beh, in Friuli Venezia Giulia, voi lo vedete, le attività si svolgono con una grande normalità, anzi io devo fare un plauso anche ai colleghi di Pordenone, che incitati anche dall'arrivo del nuovo questore, che è un questore innanzitutto giovane di età, perché è un questore da 53 anni, non se ne vede sempre, e soprattutto a Pordenone, perché anche i questori che passano per Pordenone sono i questori che invece arrivavano o andavano in pensione o erano procinto di andare in pensione. Abbiamo un questore che per la sua attività in polizia l'ha svolta in grosse questure, ma soprattutto in squadre mobili, quindi ha un ritmo, diciamo, lavorativo basato proprio sull'attività investigativa. Ma un plauso va ai colleghi, perché sappiamo benissimo, le ho detto prima, che i colleghi che sono la squadra mobile o la squadra investigativa nella squadra politica hanno comunque 50 anni, non ci sono i ragazzini e allora sono facilitati a lavorare. Il problema è che questi ragazzi, io li chiamo ragazzi perché sono più giovani di me, ma hanno superato i 50 anni, devono svolgere l'attività che svolgevo io quando ne avevo 25, certo, ed ero la squadra investigativa. Quindi vede, il problema sta sempre lì, perché avere una persona di 50 anni costretto a fare gli appostamenti, costretto a fare le notti, costretto a fare intercettazioni, uscire, e soprattutto una mole di lavoro importantissimo come sono le squadre mobili di tutta l'Italia e di tutto il Friuli Venezia Giulia, insomma, lei capisce bene che diventa, sì, a volte non si va in ferie, a volte le ferie vengono fatte magari in periodi diversi di quelli della moglie, e poi ci sono le persone che litigano a casa. Questo è importante, cioè, dovete capire tutto quello che c'è dietro, cioè, non è un lavoro che tu, va bene, agosto va in ferie, io vado in ferie, non è così, si cerca di attivare un sistema come in tutti gli uffici di routine, però il problema è che molte volte l'attività investigativa non ti permette di lasciare lì un telefono, di lasciare lì un appostamento perché ho deciso di andare in ferie.
e farlo a 25 anni magari si può fare, farlo a 50 e oltre diventa difficile, quindi un plauso veramente ai colleghi, certo, che ancora continuano, io dico ormai siamo diventati volontari. Ecco, tutto si basa sulla professionalità, ma su una grande parte di attaccamento al dovere, come si usa spesso dire, perché diventa pesante, perché vedete anche i servizi istituzionali, i colleghi che magari sono fuori con la macchina di volante, come sapete dire, una volta dicevano la Pantera, ecco, questi ragazzi che fanno la volante, per dire, anche lì hanno dei grossi problemi, la turnazione, i turni, i giorni poi che devono fare l'aggiornamento professionale, quindi sono tutte cose che diventano pesanti, perché a una certa età diventa pesante fare una tipologia di lavoro. Voi andate nella vicina Croazia, a 45 anni il poliziotto va in ufficio, a noi a 45 anni ti arruolano. Chiaro, chiarissimo. Un'ultima domanda, segretario. Il numero unico delle emergenze, 112, sta funzionando? Come è percepito dalla popolazione? Può dirci qualcosa in merito? Beh, guardi, da parte mia personale è una grande cavolata. Io ne parlai di questo 112, questo numero unico europeo, perché questo numero poi è identificativo per tutta l'Europa, è un numero che, se studiato bene, potrebbe funzionare, ma come è oggi questa cosa non può funzionare. Dove funziona? Allora, funziona nelle sale operative, i colleghi che sono nelle sale operative magari non ricevono più quel numero di telefonate, perdonatemi, lasciatemi passare, stupide, o telefonate in cui non erano vere, non erano veritiere, un numero di persone che magari la mente non le aiuta più, che chiamavano solamente per fare la chiacchierata. Questo succedeva tantissime volte alla normale sala operativa del 113. Questo è l'unica cosa che oggi viene scremata da questo numero, ma viene scremato chiaramente perché la persona che risponde dall'altra parte capisce e non passa la chiamata. Ma per quanto riguarda la vera emergenza, io ne sono testimone, fatto da me, è successo, è capitato a me che sono un ispettore superiore della Polizia di Stato e quindi conosco quello che devo dire, chiedere l'emergenza, cioè se io devo chiedere l'elicottero lo capisco, se devo chiedere 7 macchine lo capisco, se devo chiedere la moto lo capisco. Si figuri che lei deve ripetere quello che sta vedendo almeno 2-3 volte, perché lei lo deve spiegare al primo operatore che se le va bene risponde da Palmanova, ma le potrebbe anche andare male rispondere da Brescia. Quindi lei le deve dire che in Viale Venezia c'è un incidente tra 2 macchine. Benissimo, la persona dall'altra parte chiaramente fa i primi accertamenti, le chiede se vede dei feriti, normalmente si chiedeva anche prima. Le chiederà il nome, il cognome, quello che è, poi le dice un attimo tende in linea e le passa un'altra sala operativa che in quel momento è dei carabinieri o della polizia e a cui deve rispiegare chi è lei, cosa ha visto, dove vede, cosa non vede, e poi le ripasseranno l'intervento del 118. Quindi se c'era una questione di vita e di morte, lascio a voi la risposta. Ringrazio Raffaele Padrone, vice segretario nazionale FSP Polizia di Stato. Grazie a voi.